oggi è una giornata un po' particolare perché siamo con il signor Gianni Quintiliani, maestro di posteggio sicuramente, no? Con amore sviscerato perché ho intrapreso questa cosa. Comunque di cappello a questa registrazione voglio ringraziare te Pino per quello che stai facendo e quello che dà la possibilità poi al Canale 21, che è inutile fare violinate, è la realtà, è la più bella emittente che teniamo nella regione Campania. Vabbè, grazie a nome di Canale 21, grazie è la pura verità. A nome di Edoardo. Allora, noi, signor Quintiliani, perché siamo qua? Voi sapete che io faccio questa trasmissione che si chiama Solo Chiacchiere e Telefonino. Il discorso è che si deve parlare della posticcia, perché più si dà informazione a questa cosa, per gli ascoltatori che amano ascoltare queste cose qua, più è bello. Perché voi siete un ex posteggiatore o lo fate ancora? No, per mancanza dell'arte che ho avuto, purtroppo per disgrazia, mi hanno chiamato lo stesso appena persi la gamba al tribunale di Porta, come si chiama? Quello di Porta Capuano, sì. Castel Capuano, perché erano clienti, avvocati e c'era il presidente agli ordini degli avvocati che non ci fu niente da fare, volle la posteggia a Castel Capuano per 2 volte, all'Immacolata di 25 anni fa e poi un'altra data è stata fatta dopo, perché c'era tutta gente di cultura che amava questo genere qua. Che cos'è la posteggia? La posteggia sono state delle persone che per vivere, perché qua si parla di secoli, qua si parla, almeno per le conoscenze che io riesco ad avere, già dal 500 esistevano i posteggiatori. Anzi, per meglio dire, esistevano 2 categorie. Che il posteggiatore è quello lì che suona a orecchio, all'impronta, si dice musicalmente parlando. Mentre poi c'erano i cavottisti che facevano il patto volevano soldi. Invece il posteggiatore era campana a giornata, andava nella cantina a suonare, a cantare, poi su aragnare o mangiare a marenna o primo piatto. E voi siete stato uno dei più noti posteggiatori napoletani. Come no, perché io ho ripreso poi questa cosa negli anni, esattamente nell'anno 75, poiché amavo sta cosa, fui chiamato andavo tutte le settimane a Leon d'Oro a Piazza Dante, dove mi dovevo ascoltare la musica e in più poi gli amici che mi circondavano volevano sentire la canzone da me. E il proprietario di quel locale, Maronna, chissà come canta Ballillo, perché io ero un appassionato di Sergio Bruno, e chi è che non è stato appassionato di Sergio Bruno? Mi fece una proposta di cantare. Io all'epoca, quando proprio andavo a mangiare, tenevo 2 negozietti di abbigliamento da uomo giù al mercato. Poi è finito tutto perché si è riversato al CIS di Nola. E quindi insisteva su questa cosa, ma non ti pare che io posso mai accettare la mancia, poiché lui è un professore universitario di marciapiede. Ho imparato tanto di quelle cose da Nunzio Cuomo. La vita. Mi disse, allora, la tua è psicologia, però a chi è che non lo fa piacere guadagnare i soldi? E da qui è nato tutto un discorso che però io ho detto, il tempo dice a settembre vengo a provare questa situazione. Mi piacque, però non l'avrei potuto fare se mia moglie non mi avesse dato il proibitismo. Cioè fu quella cosa che mia moglie disse, ma tu sei pazzo, vuoi stare un po' con le figlie tue, perché all'epoca tenevo, poi è nato il maschio nel 75 proprio. E disse, ma che può fare? Vuoi stare poco? Certi anni, guarda che io ho avuto un'offerta non indifferente. Con quello che occupa adesso, che facevo l'ispettore con l'elenco artista settore maschile, e con quello che questo signore che sta a Leon d'Oro
perché io odiavo farmi mettere le mance nella chitarra, anche se io non tenevo la chitarra. Certo. C'era il musicista, il chitarrista che la teneva. Questo ha detto: facciamo una cosa, per convincerti a questa cosa, le mance e la paga me la piglio io e ti passo 1 milione a mese. Non è che stiamo parlando di poche centinaia di lire. Certo. 1 milione del 75 erano soldi, erano stipendi. Sì. A settembre vengo e ti do la risposta. Quando tornai dicevo: vabbè, allora io provo. Alla terza settimana fu una persona molto onesta, disse: io già tengo 1 milione, che mi fa? C'è ti la E quindi iniziammo questo rapporto che mi piaceva, perché poi questa è stata una cosa che in effetti è nata perché c'è stata questa occasione, però fondamentalmente voi già eravate predisposto ad una cosa del genere. A noi, proprio la famiglia mia, papà cantava. Quindi ecco, c'era un... Papà cantava, è stato quello che sostituiva Ettore Fiorgente, un cantante di giacca, all'epoca era sì. cantante, si diceva cantante di giacca. Vogliamo dire soltanto 2 parole, giusto sempre per i giovani, che Sì. cosa è il cantante di giacca? Il cantante di giacca è colui che canta la canzone però interpretandola più che altro. E poi si chiamava giacca perché non si poteva cantare con la camicia no, si doveva essere vestito con una giacca e con una cravatta, insomma si presentava in un altro modo. E quindi mio padre, su Ettore Fiorgente, quando aveva un doppione che andava per la maggiore all'epoca, che si facevano matrimoni in casa, non è che si potevano fare al ristorante, oltre la pignolata, il vermouth eccetera, però mettevano il cantante che... Mamma le piaceva cantare. La prima Perché sorella... stiamo parlando di che periodo? Stiamo parlando del periodo del 40, degli anni 50. Io sono nato nel 40. Quindi sono stiamo parlando del 50. Quando, ecco, anni 50, a 10 anni già io tenevo la passione, era il sangue in effetti, era il DNA che tenevo. Vabbè, la prima volta che voi proprio siete arrivati lì e avete incominciato a cantare, qual è stata l'emozione? Lo so che è passato un sacco di tempo, però è giusto per sapere qual è stato. Ma proprio perché la musica che mi accompagnava non l'avevo mai avuto io, cantavo così liberamente, ma essere accompagnato da tre maestri di musica, violino, chitarra, violino, chitarra e mandolino, violino, i 3 strumenti classici per la canzone classica napoletana. E perché a me mi sono sempre piaciute le canzoni classiche, ma quelle belle, non quelle che si conoscono così, che ci sta un repertorio, caro Pino, infinito. Ernesto Murla, Libero e Bovio e Ammario, Maronna, hanno scritto delle poesie diventate canzoni, che quei sentimenti là non si vedranno mai più, però dico io, teniamo anche il presente. Certo. Ma non ci dimentichiamo di quello che è stato. Anche perché prima, diciamo, c'era il poeta che scriveva il testo, c'era l'interprete che era il cantante, e c'era il musicista che faceva la musica. Perché poi a prescindere... Oggi invece sono più che altro delle persone che scrivono delle canzoni e se le suonano pure loro e se le cantano. Io mo devo raccontare un aneddoto che mi è successo proprio a Leon d'Oro. L'epoca che uscì la canzone Con me di Mea Martini, Roberto Murolo, Gragnanil, vennero a Leon d'Oro, vennero a cena. La facciamo sentire un po', 2 o 3 intonazioni. Intono subito su questa cosa che io feci per prima. Allora Mea Martini sapeva che si cantava a Leon d'Oro, chiese: ma un po' di musica non si può ascoltare? Gianni, c'è la signora mia che vuole sentire 2 canzoni a disposizione. Però il classico che lei chiede non è quello che faccio io, non per niente, perché sono troppo conosciuto, torna sorridendo. Iniziamo tanto per far sì che ti faccio un repertorio che tu non conosci sicuramente. Iniziamo da una canzone del papà di questo che c'ha vicino a te, che era Roberto Murolo, una canzone di Ernesto Murolo, A prima innamorata. Ieri pattoletta mi incontrai, qua prima è solo innamorata mia, occhia pittata a dola assai passai,
tutti i profumi, una profumeria, cose meravigliose, cioè storie belle, canzoni Certo. belle. C'era E poesia. man mano che gli faceva tutto questo repertorio, Fontana all'ombra, Miezzograna, ma gli detto un repertorio, ad un tratto vidi che uscirono le lacrime, teneva un paio di occhiali blu, uscirono 2 lacrime da qua sotto. Ma perché vi nascondete? Perché voi se girate il mondo quello che vuole questo che stai facendo. Cioè fu un'emozione, e chiese al suo impresario dicendo vai a vedere in macchina se c'è un poster perché devo fare una dedica a Gianni. Andò in macchina, non c'erano soltanto le cartoline che ci ho conservato, come hai visto nel corridoio, sono i miei ricordi, i miei ricordi più belli che Certo. ci sono stati. Certo, assolutamente. E quindi ecco, questa è passione. Cioè io più che altro poi mi sono buttato in questa cosa perché negli anni 60 la posteggia che era di routine, che cantavano alla Bersagliere e alla Ziterese. Questa cosa era mondiale perché venivano gente da tutto il mondo per sentire le canzoni dai ristoranti che ho citato. Era finita, c'era solo la galleria, i cantanti che noi conosciamo, poi Certo. c'era quello di prima fila, quello di seconda fila. E che cosa successe? Voi chiudeste questi 2 negozi Sì. e praticamente... Nel 74-75 ho chiuso i E negozi. praticamente vi dedicaste interamente alla canzone. No, alla facevo posteggia. il giorno facevo l'ispettore per l'elenco Urtis e la sera andavo a cantare, anche perché poi erano 5 giorni alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Lunedì stava chiuso il locale e la domenica non ci andavamo perché si faceva più che altro il pranzo e non... Quindi preso da questa cosa che mi dava gioia, io cantavo, però il mio repertorio poi, quando ho iniziato, conoscevo musicalmente meglio le canzoni di Sergio Bruno. Lo sing, mi scrivo, mi abbraccio a te, queste cose qua. Ma per passione io sono dovuto arrivare a migliaia di canzoni, mo ci stanno migliaia di canzoni di tutto il repertorio, quasi tutto il repertorio. Poiché facevamo Novecento napoletano con Marisa Laurito, ci chiamò Marisa a casa sua a Roma per il suo compleanno, 38esimo anno di età. Ed ci stavano diversi... Novecento napoletano con Marisa Laurito, sempre la posteggia, giusto? Sì. Sempre Loro vollero, cioè poiché io l'avevo portato ad un certo livello, Certo, si parlava, si diceva voi se volete una posteggia per lo spettacolo, perché poi posteggia di qualità. la posteggia perché poi il Novecento napoletano era formato da quadri, la sceneggiata, Sì. i venditori, i marinai, cioè i pescatori, Amarone nell'arco, c'erano tutti i quadri dove poi ci stavano anche i posteggiatori. Sì, era una cavalcata. E infatti sulla sceneggiata noi iniziamo, quando si apre la scena, noi stiamo suonando e poi cominciamo una canzone per la cerimonia in casa, perché all'epoca si faceva Valentina Stella che faceva l'interprete della sposa e io cantavo giusto per accenno. E come tu, per tanto amore tu di Napoli, ecco. Quindi la posteggia, loro vogliono una posteggia ad hoc per far sì che lo spettacolo, che sia sempre dovuto a come io poi, per mia passione, avevo portato i veri posteggiatori, perché poi dopo si è cambiato diciamo tutto. Che il gruppo qualitativamente era notevolmente cresciuto. Anche se suonavano all'impronta, cioè all'impronta, come ho detto prima, sono persone che non hanno studiato musica. Certo, A orecchio. Però nel gergo nostro si dice nel gergo la posteggia. anche perché c'è la parlesia del posteggiatore. Esatto, questo volevo dire, anche perché tra di noi la parlata dei posteggiatori è a parlesia. Ci sono anche delle piccole cose sfiziose. Sì. O yamma. E infatti dopo magari ne parliamo più approfonditamente. Sì. Allora lei stava a Roma
E mi hanno chiamato a Roma per fare il socio e c'era la Claudia Mori che ascoltava queste cose belle e disse: ah, che peccato che non c'è Adriano, perché lui va pazzo per queste canzoni, e poi per come le interpretate e li suonate voi queste cose. Fu un elogio veramente. Fummo chiamati a Canale 5 da Gerry Scotti nel 93 e facemmo 25 minuti di spettacolo con 2 o 3 canzoni, e si parlava come stiamo parlando poi adesso con Gerry Scotti della Posteggia. C'era un gruppo meraviglioso in sala che ascoltava, cioè venivano, mi sembra che la trasmissione era mezzogiorno e dintorni, una cosa. Poi ho fatto uno Poi siete mattina. stato anche, vabbè adesso non perché voglio dire, però siete stato anche al canale 21, in canale 21 avete fatto No, ma mezzo secolo di infatti Leonardo Ippolito, il grande Leonardo Ippolito, ma no, grandissimo Leonardo Ippolito, è quello che ha dato tanto a Napoli. infatti, Per quanto sono riguarda i perfettamente spettacoli, ma sì, infatti al teleguardo si vedono delle cose meravigliose. E grazie a lui, cioè voglio dire, è stata sicuramente la persona che è riuscita a catalizzare intorno a se stesso tutte le energie dell'epoca. ma quello sono di famiglia artistiche. proprio, sono di famiglia, e chiamavano i 7 bellizze. Erano 7 fratelli. Infatti so che addirittura Edoardo si ispirò al padre di Sì, o papà e Leonardo. per il personaggio di Sette Bellizzi in sì. Napoli milionario. E quindi piacevamo, perché Leonardo, anche lui, venne a sapere, dice: veniva a mangiare a Leon d'Oro, cioè io, che non venite a fare il canale 21? È un pezzo di E. Mario del 1912, La Posteggia di Gianni Quintiliani. Sta fontanella cammina tanto tempo all'acqua chiara e ha fatto che un secolo a compare. Piccirinella non è da nonna a bere e gestire, un figlio dell'all'ombra che parlare con lui, ognuno nell'ora si parla con lui, e sempre con piacere, sti frunna alleramento facevano asciuggare. Poi ci vedete, morire una casta e varrenzi sì, e cercate via fresca e quieta. E te vedete, e t'accostaste e m'accostai pure, il cuore tu io cercavo per me. Strada e pure ci sperdetto ma abbracciato, faceva sempre non ce la sa più, e sempre con piacere sti frunna alleramento facevano asciuggare. Quando andate appresso, troppo tanto e tant'anno ve ne arranno. Quando
stata matrimonio separati. Lo fanno stesso quasi tutti i figlioli del suo paese, a spruce da caso o sul cortese. Specialmente a stato aspetta le figliole innamorate, sta fontana che attacca gioventù e sempre con piace si frunna allegramente ci fanno La prima mia televisione è stata proprio Canale 21, poi è venuto Rai 1 con Uno Mattina con quella giornalista napoletana, quindi abbiamo fatto Rai 2, abbiamo fatto La vita in diretta con Davide Sassol e poi c'è stata, cioè sono cose belle che uno viene chiamato senza conoscere. Certo. Attraverso le ricerche hanno chiesto a noi di andare a fare queste cose qua. Diciamo che quando non c'è una raccomandazione e si arriva senza a dei livelli, senza raccomandazioni, è tutta gratificazione personale, tutto originale, tutto certo, originale. Certo. La parlesia che cos'è? È un idioma è un linguaggio della posticcia, della posticcia. E allora per non farsi capire magari quando si sta vicino a un tavolo, ma pure quando si voleva una bella voglione, no? Certo. Prosperosa, bella prosperosa, diciamo. Guarda i ammatella che tennosa che tiene, il tennoso. Sì. Cioè è un linguaggio di tante cose. Quindi il yam che cos'è? O yam è l'uomo. È lui. A yam è la signora. Sì. O yam è l'uomo. O yam telli o voglione, a yam telli è... O yam la tasca è quello che paga. Certo. Quello che non è buono è o yam bacara. È infinito il discorso, Pina, è infinito. Ma secondo voi adesso i giovani d'oggi, qualcuno secondo voi segue ancora tutte queste particolari tradizioni? Ce ne sono... tra il linguaggio, tra la posticcia? Sì, perché poi ognuno che si è addentrato, e ce ne sono oggi che vanno in giro a fare la posteggia, li chiamano questi ristoranti, buonano a 4 soldi, cioè questo fatto caritatevole a me non mi è stato mai... Io dovevo fare il patto con la cerimonia e mi pigliavo i soldi, cioè venivo pagato perché io davo qualche cosa. Certo. Anche perché loro dicevano, come facciamo un matrimonio con Gianni Quintiliano, senza casino, senza chiasso, senza cose, vogliamo la cosa fatta, perché non hanno mai capito le persone che hanno buttato tanto di quei soldi, ma non per gli artisti che chiamavano, per il costo che veniva fuori e una cerimonia che durava poi ore. Una povera di che gli va una cerimonia, non gli più una cerimonia. Io parlo e mi commuovo. Diventava una fatica, faticata. Mamma mia. E molta gente poi arrivata a una certa ora se ne andava. Ma per fare che cosa? Invece a me mi chiamavano per quelle cerimonie e ho fatto cerimonie di una certa importanza. Lo dico, è più importante negli ultimi tempi, prima che mi succedeva questo fatto, è stato 9 anni fa. Ho sposato Mimmo Criscito, quel calciatore che si doveva prendere in Napoli. E comunque, Pino, è un discorso infinito. Ci vuole amore e passione, vero? Certo. Amore e passione. Certo, assolutamente. Allora, per quello che tu stai facendo, non soltanto le canzoni, la posteggia, a tutte le cose che noi teniamo, che è un tesoro, un bagaglio che è enorme e che poi nessuno ce lo può togliere. Allora si fa tanto per non farlo. Ma giusto, non dobbiamo, partiamo sempre dal presupposto che comunque non dobbiamo farlo dimenticare, perché già il fatto di non farlo dimenticare è un risultato.
Poi se oltre a non farlo dimenticare riusciamo anche a farlo rispettare, e Come riusciamo no? anche a farlo valorizzare, Ma io poi ci allora tenevo- siamo proprio su altri livelli. Ma poi ecco il fatto quando uno lo faceva con passione. A me mi sono morto il violino, che era il primo violinista che ho avuto a Leon d'Oro, il chitarrista, il mandolinista che non c'è più, né il violino né la chitarra, né il mandolino né il violinista. La chitarra invece vive in Sardegna. Io ho preso dei professori. A me l'ultimo gruppo che tenevo suonava con me il violino il maestro Luigi Salvate, che ha fatto tante trasmissioni al canale 21 e insegnava al Conservatorio di Napoli. Il gruppo, diciamo, originario qual Gruppo era? storico, quello che ho quello iniziato là, io è storico. stato quello che abbiamo fatto anche 900 Ed Napoli. eravate voi? Io, il mandolino Nando Preziuso, violino Aurelio Buono, la chitarra Geppi Battaglia. Chissà quanti napoletani sono venuti a cena al Leon d'Oro e vi hanno ascoltato. Ma mo ecco che sono conosciuto, però un altro aneddoto bello che io ho. A Leon d'Oro veniva a mangiare Roberto De Simone. L'epoca di che uscì la canzone Carmela, che poi là è stata l'accensione di tutta la cosa, che poi hanno capito chi era Gianni Quintiliani. Lui veniva a mangiare e sentì a noi che io un lunedì al Teatro Politeama fecero il recital di Sergio Brune e uscì sta canzone Carmela e Amario Bene. Il giorno dopo, il martedì, io già cantavo Carmela. La facevamo a modo nostro, però che piaceva. E lui che ascoltava, Sergio Bruni fece un'ultima incisione che era un cofanetto di 4 volumi, 4 LP e 4 cassette, perché non c'erano, negli anni 70 certo. non c'erano ancora i CD. E poi c'era accobbinato a questo cofanetto un libro che spiegava tutte le canzoni. Arrivato a Carmela, Roberto De Simone diceva: Carmela, canzone emblematica per Napoli e tutto quanto, però senza mezzi audiovisivi e tutto quanto, ma la grande diffusione si è avuto dai posteggiatori. Non scrisse né nome e né niente, perché poi io cantavo Carmela, lì non c'era nessuno, all'inizio proprio. Beh, diciamo che quello era un termometro proprio che tastava il successo della canzone. Esatto, Perché esatto. prima che ci fosse tutta questa diffusione tra televisioni... No, ma poi specialmente Carmelo, c'erano le richieste, perché c'erano persone che cioè, ma fai sentire Carmelo, e pagavano profumatamente, cioè non eri più a 10.000 lire che buttavano, erano i 50, favoloso vino. Finalmente dopo tanti anni sul Mattino uscì, ma proprio bello chiaro. Grazie agli ultimi posteggiatori, ma si dice ed è affermato che chi ha lanciato veramente dopo Bruni la canzone Carmela è stato Gianni Quintiliani al ristorante Leon d'Oro. Nella posteggia si deve essere furbo a livello psicologico, perché tu che c'hai, per esempio, che la posteggia canta per i tavoli, non so se rende Sì, certo. senza amplificazione, tutto dal vivo, anche se c'era un matrimonio di 150 persone, 200 persone, tavola per tavola ci facevamo. Allora tu vedi l'età più o meno che può piacere, perché allora maestro Anna Mercorio, ma come sapete che piace questa cosa a noi? È Psicologia. una lettura dell'immediato. Esatto, una lettura dell'immediato. Questa è una... Bisogna essere, diciamo, buoni intenditori del genere umano, perché soltanto con uno sguardo e con un'occhiata uno deve capire più o meno la persona che c'ha davanti. Queste. Quindi, come dicevo, Quando riprenderete a cantare? vorrei tanto stare bene con la gamba. Va bene, ma Però qualcosa bolle in pentola, perché io se riesco già a muovermi meglio posso partecipare. È chiaro che come lo facevo prima, che certo, stavo non è all'invito, sicuramente cioè potrei anche camminare
con Girello, anziché, però devo tenere, sono stato sfortunato per quanto riguarda questa cosa, sfortuna nella sfortuna. Vabbè, comunque... Non ho mai avuto una protesi come si deve per camminare meglio ancora. Vabbè, speriamo che si risolva al più presto il vostro problema, diciamo, di salute. Però, insomma, dovete poi assolutamente un impegno che vi prendete con i telespettatori di Edoardo, che gli dovremo far sentire qualcosa dal vivo di Gianni. Affettuosamente riabbraccio a tutti quanti. Ma un'ultima domanda ve la faccio Sì. e poi chiaramente vi lascio libero, anche se è stato un piacere enorme essere qui. No, il piacere è stato mio, Pino. Ma la posteggia è un qualcosa di tipicamente napoletano oppure si trova anche in altre parti Tipicamente napoletano. Poi mondiale non è posteggia. È gente che fa... Ecco, io qua è che... i menestrelli dell'epoca. Esatto, io qua è che mi arrabbio. Io che ho girato il mondo, quando abbiamo fatto una Novecento napoletana, siamo stati in Francia, a Parigi, in Svizzera, abbiamo fatto tutta l'Italia, Teatro Sistino, Torino, Milano, Palermo. Quando siamo stati in Argentina e poi siamo stati in Giappone, tu vedi per strada, per esempio, la gente che ti deve far conoscere il tango, che stiamo in Argentina, o tango argentino. Vai in Spagna, te ne fai i balletti, vai a come si chiama, a Vienna, te ne fai... Arrivano qua e non fanno sentire nessuna canzone non lo so. Anzi, invece noi gli facciamo ascoltare le canzoni. Ed ecco che si devono proprio... Popolo, guardatevi Edoardo Asi, perché è bello, fanno le cose più belle, sono le vere cose che teniamo noi napoletani. Allora basterebbe così poco, io lo dico sempre, dove arrivano le navi da crociera, anche se non si vuole andare a rompere le scatole, diciamo, ai teatri che stanno lì vicino, perché magari non si possono rompere le scatole, si potrebbe tranquillamente organizzare una sala dove queste persone che arrivano ascoltano una canzone napoletana. Però questo dipende dai nostri governanti. Io per andare a fare uno spettacolo in Svizzera, in un circolo dove c'erano un teatro di 300 persone, fui chiamato poi per una festa di piazza a Varese. Quella settimana, guarda, se mi ricordo, in una settimana abbiamo fatto 5 servizi, noi chiamiamo servizi, da Napoli a tornare poi a quel ristorante che poi è morto, D'Antonio, a Sorrisi. Sì. È chiaro? Ci fu quando ho fatto, per esempio, io mi scordo tante cose, quando ho fatto Jerry Scott nel 93, ci fu un milanese che mi ha speso tanto di quei soldi d'aereo andata e ritorno. Non mi ricordo adesso quando, per fare la serenata. Volle la serenata da noi, perché secondo me c'era qualche cosa dentro di napoletano. Teneva i soldi, quindi facette fuori 5 milioni di lire per aereo, ristorante, albergo e paga. Una cosa bella. Volette la serenata per la sposa, a mezzanotte, come si faceva veramente la serenata. Ecco, io sono stato un promotore che ha fatto risvegliare un'altra cosa, perché le serenate sono morte con quelli che facevano le serenate agli onomastici, ai compleanni. Certo. Una Carmelo non sapete, invece no, noi abbiamo fatto serenate per le spose. Purtroppo questa, voglio dire, quello che state dicendo è una cosa estremamente triste, perché è proprio la stupidità di noi napoletani. Sì. In quanto se si organizzasse bene, no? Un discorso del genere potrebbe tranquillamente essere venduto anche nel biglietto da crociera, il passaggio dei turisti nel teatro. Questo che cosa significherebbe? Significherebbe che si potrebbero fare
4 turni di attori e di cantanti, cioè si incomincia alle 10 del mattino. Ma principalmente la gente vuole la canzone classica. I ragazzi lavorerebbero, ci sarebbero degli stipendi decorosi e la E canzone porteremo napoletana... a conoscenza le nostre qualità. Certo. Invece tutto questo non si fa, non si vuole fare, non si riesce a fare e addirittura noi vediamo, con tutto il rispetto, perché io ho il massimo rispetto nei confronti di tutte le persone, però si vede che a Benevento c'è la prima cattedra della canzone napoletana. A Benevento. Ma qua non c'è un museo. E noi non riusciamo a fare, cioè insomma è stata l'ultima cosa che è successo all'archivio storico della canzone napoletana, cioè si voleva spostare a Milano. Ma dico, ma è mai possibile che non riusciamo a proteggere le nostre cose? Non lo so. I nostri tesori? Speriamo che con questa parlatina c'è qualcosa che non funziona. Speriamo che con questa intervista che abbiamo fatto risvegliamo una qualche cosa. Vabbè, adesso però 2 minuti la chiudete voi l'intervista e dite qualcosa ai giovani. No, specialmente proprio ai giovani ci tengo molto a trasmettere anche agli ultimi posteggiatori, ragazzi, fatelo con impegno, non tanto per farlo per guadagnarvi la giornata. Meglio vi preparate, più tenete il programma da svolgere, meglio è. Non è che venite per esempio per nucleare e dice, sapete che c'è ragionare? No, se fai questa attività, te lo dico proprio spassionatamente, perché devi essere come me, lo devi fare col cuore. Metti a repertorio le più belle canzoni che ci sono e trasmetti, perché teniamo un bagaglio che è il più bello che ci esista al mondo. È infinito. È infinito. Grazie a nome di Edoardo, grazie a nome mio, grazie a Pino, grazie voglio comunque anche ringraziare sempre al signor Leonardo Ippolito, perché dobbiamo dire grazie a lui, perché lui venendo qua abbiamo messo giù, ma avete mai fatto io feci una registrazione per Pasquale Santoro, un discografico. Sì, come no, Pasquale Santoro. È un altro grande Pasquale Santoro, veramente una persona eccezionale. Con lui ho fatto un'incisione, ho fatto proprio la Malloziana di Salvatore di Mallozzi. È una persona eccezionale. Anzi, colgo l'occasione per salutarlo se vedrà questa registrazione. Sicuramente ci vede, perché lui ci segue, quindi sicuramente è uno dei... Noi infatti come Edoardo proponiamo spesso i 2 documentari che lui ha fatto, quello là su Chicchina e quello su Mallozzi, e poi c'è anche un altro documentario che lui ha fatto che è stupendo, che è il Presepe napoletano, dal 700 fino al Come no. Quindi è ottima persona. Grazie signor Quindilano, grazie a te, grazie per averci ospitato. Ma figurati. Speriamo di vederci presto e di magari anche ascoltare qualche cosa dalla sua viva voce. Certo. Grazie Vico, grazie.